Onorevole, ci vuole parlare anche del Recovery Fund? Ci Ah vuole dire sì, qualcosa? così. Allora, io credo proprio in due parole, perché poi lì l'argomento da trattare sarebbe ovviamente Sì. molto, cioè, richiederebbe molto tempo. Io credo che ci troviamo di fronte a un'opportunità importantissima. Ecco, una cosa che però dobbiamo saper gestire nel giusto modo. Grazie all'Europa noi avremo un finanziamento per il nostro paese di 209 miliardi. Di questi 82 miliardi potranno essere a fondo perduto. Ecco, molti soldi da spendere, tante cose da fare. Noi abbiamo presentato ancora al Presidente Conte, ormai oltre un mese fa, il nostro piano per il recovery. Non siamo stati ascoltati, riteniamo che non lo abbia neanche letto. Abbiamo Mm. continuato a lavorare su questo e abbiamo portato all'attenzione del Presidente Draghi il nostro programma di utilizzo del recovery, che passerà necessariamente da tre riforme che riteniamo fondamentali e ormai improcrastinabili. La riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia e la riforma del fisco. Necessariamente queste tre riforme per poter poi fare dei progetti di finanziamento che potranno essere fondamentali per la ripresa. A questo abbiamo unito anche un grande lavoro che è stata fatta da una commissione istituita apposta per un piano vaccinale, un grande piano vaccinale che purtroppo manca ancora nel nostro paese, stiamo andando Eh sì, tutti in ordine purtroppo. sparso. Ecco, noi abbiamo lavorato, credo, e fatto un ottimo lavoro anche in questo, che potrà permetterci in un periodo di tempo relativamente breve, perché è chiaro non ci possiamo illudere che tutto ciò possa avvenire in 4 giorni, ma in qualche mese, ad arrivare a raggiungere quell'immunità di gregge che ci aiuterà Mm. poi a superare ancora meglio questa dura prova che siamo tutti chiamati a superare. Eh sì, speriamo il prima possibile, anche perché pare che ci vorrà almeno l'80% della popolazione per Sì. poterci permettere poi di ritornare Eh a una sì, vita per pseudo parlare simile. esatto, bisogna raggiungere almeno l'80% della popolazione. Non è semplice, però E siamo molto indietro. se siamo molto indietro, ma se non si lavora, cioè i lavori vanno pianificati, vanno programmati. Ecco, se non Eh c'è sì, sì, programmazione seria, è sì. difficile fare qualsiasi cosa. Questo è quello che trapela anche da fuori, apparentemente non c'è organizzazione da parte del governo sufficientemente concreta e corretta per far sì che di aiutare Certo, le aziende o con i vaccini, eccetera. certo.